Ed ora proseguiamo questa seconda edizione del premio Manus Futuri con un ospite d'eccezione che sono certa saprà stimolare in voi nuove riflessioni. Siamo davvero felici di dare il benvenuto allo scrittore, divulgatore internazionale, ideatore dell'economia sferica ed esperto di megatrends, innovazione, sostenibilità e positive impact, Oscar Di Montigny. Wow! Buongiorno. Siete bravissimi, ma neanche salutate. Rifacciamo. Buongiorno. È un palco difficilissimo perché dopo il ministro, dopo l'assessore, dopo il preside dei presidi, dopo due grandissimi imprenditori, mi tocca adesso trascorrere del tempo con voi cercando di essere non bravo, cercherò di essere utile e cercherò di farlo in una maniera un po' provocatoria. Questa è la foto del mio primo giorno di scuola. A me capita di girare spesso, ho avuto la fortuna, soprattutto fino al Covid, di fare almeno 4 su 5 continenti a raccontare alcune delle cose che racconterò a voi oggi. Chiaramente ogni volta si adattano i contenuti ai tempi, ai momenti che si stanno vivendo. E cercherò di parlarvi da una prospettiva olistica, cercherò di condividere idee afferenti il pensiero, quindi la chiamano filosofia, sono discipline che studio da tanti anni, l'arte, le scienze e anche l'economia. La mia esperienza personale è un'esperienza manageriale d'azienda, sono oltre 30 anni che lavoro, di cui 20 spesi in uno dei più importanti gruppi bancari del nostro paese, dove sono stato direttore marketing, a capo dell'innovazione, della sostenibilità. Ve li cito solo perché ciò che vi condividerò affonda radici in tutto questo. Quindi quando nella testa ci sarà magari un retropensiero che suonerà tipo ma a che titolo mi dice queste cose, da che pulpito parla, perché mi provoca così, ci tengo che almeno sappiate dove vado a pescare nella mia storia. Sono un piccolo imprenditore, io investo ormai da qualche anno in start-up innovative e ad impatto, il resto non mi interessa, lo trovo molto noioso, se non addirittura pericoloso. Ho una mia società di consulenza che si occupa di fare per terze parti, pubblica amministrazione, lavoro anche con alcuni paesi, soprattutto all'estero, oltre che grandi organizzazioni, attività che conducano queste aziende in un percorso di rigenerazione, quindi questa è la mia esperienza dall'altra parte della barricata. E sono tanti anni che studio, mi confronto a livello internazionale con una comunità di filosofi, scienziati, artisti ed economisti. Queste sono le premesse. Di cosa voglio parlarvi oggi? Voglio parlarvi di una cosa molto... Aiuto, mi sta abbandonando? Molto particolare. Allora, questa è una frase di Eleanor Roosevelt, che usava dire, le piccole menti parlano degli altri. Il clicker le menti medie o mediocre parlano degli eventi e fin qua in Italia siamo campioni del mondo. Grazie al cielo non ci sono i mondiali, se no in questo momento saremo tutti allenatori, no? Sapremo tutti come far giocare, eccetera. Le grandi menti parlano di idee. Non credete a quelli che vi dicono sì, va bene, idea, ma poi l'execution. Beh, chiunque esegua è perché c'è qualcuno che ha avuto un'intuizione e le idee non sono di nessuno. Le idee sono semplicemente di chi riesce a connettersi col mondo delle idee in maniera più attenta, sensibile e proattiva degli altri. Se qualcuno dice questa è una mia idea, è falso. Quella è un'intuizione che lui ha prodotto, no? Grazie a delle suggestioni che ha ricevuto come chiunque altro, ma che a differenza di altri ha saputo molto meglio organizzare. Mi seguite? Perché nessuno ha quell'idea. Quell'idea è frutto di un assemblaggio di intuizioni. E come diceva Mandela, l'educazione, e questo è un luogo di educazione, è l'arma più potente per cambiare il mondo. La parola educazione, io sono un amante dello studio delle parole, sia dei loro significati grammaticali, ma soprattutto etimologici. Studiate non la grammatica, l'etimologia delle parole, la genesi, l'origine. Sulle parole si litiga, con le parole si ferisce, si uccide. Quando offendi qualcuno non finisce quando gli passa,
quel segno resterà per sempre. Purtroppo la gestione pandemica è stata fatta in maniera... Non dico nulla. È stato fatto un pessimo uso del linguaggio. Un assoluto incosciente utilizzo delle parole. Non c'è tempo. Magari poi qualcuno ha curiosità di sapere, condividiamo fuori. Educare, ex ducere, tirare fuori. Il principio educativo, più di quello addestrativo, più di quello formativo, il principio educativo presuppone che tu abbia già qualche cosa e l'educatore è colui il quale quel qualche cosa lo tira fuori. Mi seguite? Ex ducere è un presupposto, tu hai già tutto quello che ti serve. Altra cosa è formarti, altra cosa è insegnarti, altra cosa è addestrarti. Sono due paradigmi opposti, l'uno complementare all'altro, ma formare non è educare, uno non è meglio dell'altro. Formare, addestrare, insegnare, che è un'azione che arriva da fuori, esogena, non è come educare. Educare prevede che l'educatore riconosca all'educando che abbia già il tesoro che gli serve e l'educando riconosce all'educatore il fatto che lui non sa come tirarlo fuori e qualcuno lo facilita. Nel gioco dei ruoli, in termini di responsabilità, è centrale. Qual è il problema? Che la conoscenza è potere, perché quando tu sai, tu ti liberi. Mentre tutti i sistemi hanno interesse a mantenerti ignorante. Perché se tu ignori, tu non sai. Vi assicuro, lavoro nella finanza, e lo dico con dignità perché mi sono occupato di fondare la prima università aziendale, corporate university si chiamano, nella nostra industria, che è stata un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale come la seconda miglior università aziendale del mondo. La nostra industria non ha alcun interesse a educare i risparmiatori. Tu non sai leggere un estratto conto, tu non sai leggere una bolletta della luce, tu non sai leggere il bugiardino di un farmaco, tu non sai leggere l'etichetta dietro al pacco di biscotti che compri, tu non sai leggere il libretto di istruzioni della tua macchina, giusto? Più ignori, più dipendi da chi ti spiegherà ciò che tu non sai, ma che in realtà ti ha detto, semplicemente non l'hai capito. A meno che tu alzi la mano chi sa leggere il bugiardino di un farmaco e assume quel farmaco coscientemente, no? Con la consapevolezza di ciò che hai letto. Fatti vedere, lo capisci? Quindi tu ti affidi. In questo preciso momento storico, in cui stanno cambiando, cercherò di avere tempo di raccontarvi cosa sta accadendo, è molto importante che tu ti educhi. Sì? No. Scusate, ogni tanto mi avviso perché purtroppo il clicker non prende il giraslide. Robert Proctor, un professore di Stanford, ha coniato il termine agnotologia. Ci sono 3 forme di ignoranza. Quando nasci in condizioni di non hai possibilità di essere educato, tantissimi in giro per il mondo, quando riesci ad essere educato ma il livello di istruzione non è sufficiente per una vita degna di questo nome. In questo momento ci sono su 8 miliardi di persone che vivono sul pianeta, numero raggiunto pochissimi giorni fa per la prima volta nella storia della nostra specie, oltre 1 miliardo di bambini e adolescenti stanno per la prima volta, 1 miliardo su 8 è tantissimo, facendo un percorso di studio, ma 617 milioni di questi stanno facendo un percorso di studio che non servirà a nulla, che non sarà sufficiente per loro per godere di una vita degna di questo nome. Sta per arrivare in superficie un mondo di ignoranti. E poi c'è la terza forma di ignoranza, che è l'agnotologia, che è l'ignoranza prodotta appositamente da dei sistemi che ti vogliono ignorante. Quindi o ti privano della conoscenza, o ti abboffano di infinite verità che tu non sai più distinguere il vero da no, dal falso. E questa è l'epoca delle fake news, giusto? Tu credi veramente a tutto ciò che leggi? Veramente credi ad ogni notizia che ascolti? Veramente credi a ciò che ti viene detto tutte le volte? Te lo dico io, no. Giusto? Eppure a scuola ci dovrebbe essere il deposito della conoscenza, sui media il deposito della verità. Non è così.
È una nuova scienza. Ci sono delle aziende, delle organizzazioni che si occupano di disinformarti, no? Con programmi di disinformazione proprio per mantenerti ignoranza. Eppure è interessante cosa significa la parola cultura, leggetevelo voi così risparmiamo tempo. È molto interessante il secondo significato, questa è la Treccani, se non ricordo male, rispetto al primo. Molto interessante, perché ci avvicina molto al senso profondo di cosa sia educazione, che poi è lo strumento, l'abilitatore all'accesso alla cultura, che è ciò che ti libera di cosa non lo sia. Santo cielo, ragazzi, qua col click non ci siamo proprio. Quando è che siamo stati fregati? Da piccoli. Quando? Quando ci hanno insegnato a colorare dentro i margini. Vi ricordate questo esercizio? Poi quando sei grande e hai dei bambini, no? Ti metti lì, pigli il libretto delle principesse, ti metti a colorare da adulto, fai il super figo, no? I capelli biondi di Cenerentola, il vestito azzurro, le scarpette rosa, eppure il bambino non riesce a stare nei margini. Perché il bambino non riesce a stare nei margini? Tant'è che quell'esercizio è per i bambini e non per gli adulti. Perché non è ancora sviluppato, non è ancora stato educato al controllo motorio del proprio corpo. Ha chiara l'indicazione margini, ma non riesce a stare nel perimetro. Ci siete? Si deve educare. Si sente? Sì. Domanda. Non è un test di intelligenza. Ho già fatto vedere questo lo faccio vedere sempre. Ho fatto vedere a Bogotà in Colombia, a Tokyo in Giappone, a New York, al Lincoln Center, a Mexico City, a Città del Messico, a Madrid. Quindi stai sereno, se bari me ne accorgo. Domanda, e alza il braccio per favore perché è importante il dato statistico, non essere pigro, molla sto cacchio di cellulare per un istante. Stai qua, per favore, stai qua. Stai qua. Cosa c'è di così importante in questo momento? Se stasera vai a casa, accendi la televisione e schiacci il tasto power, su che canale si accende la TV? Su quello al quale l'hai spenta ieri, corretto? Sì. Primo fotogramma significa che quando tu stasera accendi la TV fa così o così, non so la tua TV cosa faccia, vedi un manto verde della gente che corre da destra a sinistra con una palla che rotola, un signore in mezzo con una maglietta o verde o gialla o rosa o nera. Al primo fotogramma, tu dici
è una partita di... Questo è il concetto di primo fotogramma, ok? Domanda. Chi di voi al primo fotogramma ha detto sono a testa in giù? Uno? Primo fotogramma, eh? Non dopo 2 o 3 secondi. Appena è partito il video. È importante perché se tu medi col cervello ti stai concedendo una tolleranza che non c'è. Rifaccio la domanda. Chi ha il primo fotogramma? Guardate le mani, è statistica. Questi non sono i più intelligenti. Chi se ne è accorto nel primo quarto della durata del video? Chi se ne è accorto a ridosso della metà? Chi se ne è accorto nel terzo quarto? Quanti pigri in sala, santo cielo. Chi se ne è accorto nel quarto quarto e alla fine ha detto, oh cazzo, sta una testa in giù, non me ne ero accorto. Adesso vorrei far alzare la mano ai pigri che non hanno alzato la mano. Sono molto serio. Tu voti come me. Se non c'è voglia di impegnarti, di educarti, non hai diritti, capisci? Chiusa parentesi. No, perché devi dimostrare che c'è poco tempo e poco spazio per chi non ha più voglia. Questo è un esperimento fatto dai neuroscienziati in Islanda sotto un lago ghiacciato. Ti dimostra che tu sei pieno di convinzioni senza senso. Questo video abboffa al tuo cervello di certezze, che tu sia uno studente, un educatore, un formatore. Continua a darti suggestioni che il tuo cervello registra su cosa è alto e cosa è basso. La carriola appoggiata per terra, il palloncino che vola in alto, il buco fatto per terra, le chiappe di quello trascinato sulla spiaggia di Jesolo per fare la gara poi con le biglie, con le chiappe per terra. Il tuo cervello, che non è intelligente, perché la tua mente è intelligente, il tuo cervello è una macchina, registra e dopo 3 secondi dice alto-basso e inizia a mettersi su quel piano. Mi seguite? A meno che tu non faccia il sommozzatore, ma allora è un'altra forma di intelligenza specifica. C'è un dato che dal primo fotogramma ti avrebbe detto immediatamente qual era la verità o almeno ti avrebbe dovuto indurre a un livello di attenzione diverso e dire dov'è l'inganno? Che erano le bolle che naturalmente sott'acqua vanno verso e lì andavano invece verso, ma il cervello, che è un computer semplice, dopo aver detto 4-5 volte, normalizza e dice, lo so. Mi segui? È l'unico dato che tu conosci, ma che non contempli, essendo nuovo, 1 versus tanti, viene scartato, perché il cervello semplifica. Tu in questo momento non sai dirmi dov'è l'uscita di sicurezza di questa stanza, ma quando sei entrato in questa stanza il tuo occhio l'ha mappata e l'ha parcheggiata. Se improvvisamente ci fosse un incendio, ti assicuro che andresti immediatamente a cercare la lucina verde o rossa e ti tornerebbe a livello di coscienza al dato. Perché tutto questo pippone? Per dirti che ci stanno ingannando. La proiezione? Questa è la cartina del mondo, no? Nelle nostre classi elementari, vi ricordate? Non so se ci stanno ancora queste cartine nelle classi elementari, appese in fondo o solo se fermate al libro cuore. Ci staranno ancora, non so. Europa al centro. Questa è la cartina del mondo nelle Americhe, scusate, in Asia. Questa è la cartina dello stesso mondo nelle Americhe, nelle stesse scuole elementari. E questa fantastica, non è che mi sono messo io a casa a fare una grafica, ho girato la foto, ho invertito, non è scritta al contrario. È la cartina del mondo in Oceania. Stanno crescendo cittadini del mondo con convinzioni diametralmente opposte. Perché a livello inconscio tu cresci con un'idea della centralità di un sistema rispetto ad altri. E finché non c'era movimento sul pianeta, finché ciascuno nasceva a Verona, viveva a Verona, lavorava a Verona, moriva a Verona e così tutti i suoi avi e i suoi pronipoti, tutto ciò che conoscevi di questa dimensione era perfetto per prendere le misure. Ma adesso, per la prima volta nella storia dell'umanità, non è più così. Fisicamente c'è una possibilità di muoversi come non c'è mai stata, per accesso ad altre terre a basso costo e con poco tempo necessario
E mai come questa volta con un clic si accede al passato, al futuro, in altri mondi in tempo reale, che si sta creando un ordine di complessità per il quale l'essere umano, dicono gli scienziati, non è pronto. Noi non siamo pronti all'incontro con questa quantità di diversità dalle nostre credenze. E questo genererà in tutti i contesti sociali un enorme e inaspettato stato di confusione. Mi segui? Sì, no. No, insisterò. Skipperò delle foto perché siete molto attenti, ma siamo un po' lenti. La storia è stata scandita da epoche di cambiamenti. Raramente nella storia dell'umanità ci sono stati cambi di epoca. All'interno di questa comunità che vi dicevo che ho la fortuna di frequentare, ci si è fatti a lungo questa domanda. È anche questo un'epoca di cambiamenti che prevede un tempo di adattamento più semplice o è un cambio di epoca? Un salto epocale che per definizione impatterà come uno tsunami sull'umanità. È stato convenuto per adesso che sia un vero e proprio cambio di epoca. Tu hai avuto la fortuna, la sfiga, scegli tu, di essere umano in un momento di un cambio epocale che stravolgerà tutto. Quando nel 2014 ebbi la fortuna di incontrare Sua Santità il XIV Dalai Lama con un altro grandissimo veneto, mancato anch'esso recentemente, mi tolsi la curiosità di chiedere a Sua Santità se fosse vero un aforisma che gli veniva attribuito, aforismi che spesso sono citati di persone defunte, Gandhi, Einstein, Martin Luther King. E l'aforisma era questo. Niente. Non esistono uomini nati sotto buone o sotto cattive stelle, ma solo uomini che sanno o non sanno leggere il cielo stellato. E lui disse sì, è una mia frase, idea, non mi ricordo cosa disse esattamente. Allora, io in questi minuti che mi restano, ne rubo altri, promesso? Ok. Perché la sala c'è tanto, di sale ne ho viste tante, siete molto sentite la densità in questo momento dell'attenzione? E che state impiegando molto tempo a elaborare cose che ci stiamo condividendo, che è una altissima forma di intelligenza, concedersi un tempo. E che non avevo calcolato questo nei tempi. Quindi non starò tanto nella forma e nella sostanza. Io proverò velocissimamente adesso, ve lo anticipo, velocissimamente, t'abboffo la testa di chiacchiere, non dovrei dirlo, mo ti vomito addosso, ti rovescio addosso, ti condivido una serie di dati. Proprio ti faccio, che diciamo, scusa, ma spiegalo, ma perché me lo dici così? No, perché andiamo ad una soglia di saturazione, perché poi il messaggio deve arrivare alla fine. Vi metterò nel cielo delle stelle, ok? Vi condivido informazioni. Poi proverò velocissimamente a connetterle per come io sono stato nella mia piccolezza capace di fare. Non è il modo di connetterle, ma vi condivido la mia esperienza, l'unica cosa che ho. È per questo che vi ho citato l'esperienza. Ma non perché sia meglio di un'altra, ma che almeno vi dico su cosa ho fondato il mio modo di connettere le cose. L'auspicio è che queste stelle, che sono già nel cielo, le costellazioni già esistono, vi possano essere d'orientamento per decidere che farne voi, formatori, educatori, adulti, ragazzi, discenti. Bene, allora, sta arrivando un futuro che non abbiamo mai visto, questo è Paul Valéry, questa è un'informazione che anche qua uso da tantissimi anni, mi piace continuare a condividere questa slide nonostante il 2020 sia bello che è passato, perché era dal 2012 che giro il mondo a raccontare certe cose che non sono mie, semplicemente frutto di una condivisione con altri o di una mia presunta capacità di connettere i puntini. Tra il 2020, 2030 e 2045 quelle che sono delle tendenze diventeranno evidenti, ma quando una tendenza è evidente non la cavalchi più, la subisci. Lo tsunami non te lo devi smazzare quando arriva sulla spiaggia, lo capisci? Devi saperlo vedere all'orizzonte e decidere se stare in spiaggia, se non stare, se usare l'inerzia dello tsunami, se spostarti, se.
Il primo grande trend è la demografia. Il pianeta si sta completamente ripopolando come mai prima d'ora ad una velocità esponenziale. Il pianeta, in termini di occupazione di abitanti, è stato in una condizione statica per milioni di anni. Lungo tempo, senza cambiamenti, uguale alto-basso certificato. Ci sei? Sì? No? Sì? No? Non sto cercando gratificazione, sto cercando che tu ci sia. Guardate la curva di crescita. Non è cambiato un sacco, nulla, per un sacco di tempo. Improvvisamente si è innescata una curva esponenziale. Guardate quanto poco tempo. 80 anni, ma tu pensi che in 80 anni si sappia gestire un ordine di complessità che raddoppia? Qua dentro ci stanno i tuoi nonni. Tu sei stato educato dai tuoi genitori, che sono stati educati dai loro genitori, e ti sta ancora venendo insegnato, come a me, alto e basso, in funzione di un ordine di complessità che sta per essere molto presto ottuplicato. È come se improvvisamente, in poco tempo, in questa sala non fossimo 300 o 400 che siamo, ma fossimo 3200. Le regole sociali che governano la permanenza in questa sala, se siamo in 3200, che all'inizio ci indurrebbero a dire prima le donne, poi i bambini, poi gli anziani, l'acqua, tu sei di destra, di sinistra, sei bianco, sei nero, sei inclusivo, ma dopo un'ora vi ammazzate come cani, lo capisci? E non c'è morale, non c'è religione, non c'è etica, sì o no? Siete pronti ad essere in 3200 in questa stanza? Te lo dico io, no. Ma non perché io sia un veggente, perché non hai il programma. Punto. Ma perché è importante? Perché questo è importante. Le prossime economie che prima non si spostavano, che a fatica tuo nonno sapeva indicare dove fosse la Cina e l'India, ancor meno quanti fossero, e l'ultima delle sue preoccupazioni era capire cosa avremmo potuto fare se si fosse presentato un cinese a Verona, perché non si presentavano i cinesi. Ci sono i cinesi a Verona o no adesso? A Milano ci sono, non si capisce quando muoiono, ma ci sono. State studiando il cinese? State studiando l'indi? Conoscete le culture di questi popoli? Conoscete come commerciano? State seguendo i mondiali in Qatar? Tutto ciò che non è ammesso in Qatar durante... E tu hai visto mondiali di calcio in cui era ammesso tutto fino a ieri, bere, baciarsi, urlare, hanno vietato tutto, le trombette, l'arcobaleno, baciarsi in pubblico, e tutti alla pecora a dire ok, perché pagate i mondiali. Chi comanderà domani? Mentre noi diciamo, ma perché i diritti, intanto i mondiali però sono là. Mentre noi facciamo le piccole proteste, ci inginocchiamo, i mondiali sono là. E noi non ci giochiamo nemmeno. Questi sono i numeri. Tu lo sai dov'è il Congo? Lo sai dov'è Kinshasa? Lo sai che noi siamo 60 milioni e che la curva demografica del nostro paese sta decrescendo e che non facciamo figli? Se tutti quei 83 milioni si mettessero in movimento, sei veramente convinto che la nostra legge sull'immigrazione reggerà un urto di 83 milioni di persone? O stiamo sulle coste con le cerbottane a dire tu sì, tu no sulle navi? Capite che la prima forma di educazione è educarci all'incontro? E se penso alle aziende, siamo pronti, amministratore delegato, giusto? Siamo pronti a aprire a Kinshasa? Ce l'abbiamo un manager che è pronto a partire per Kinshasa? Te lo dico io, no. Ma è normale. Perché noi, quando pensiamo a Kinshasa, al di là di non sapere dove sia, pensiamo alla gente così, lo capite? Pensiamo ai poveretti, brutti e neri. Siete stati a Dubai recentemente? Sapete che Dubai ha festeggiato 50 anni, marzo credo di quest'anno? Sapete che 50 anni fa, avete visto almeno una foto di Dubai? Sapete che 50 anni fa era un popolo di pescatori di perle? 50 anni, quanti anni hai tu? Se tu fossi andato a Dubai 20 anni fa, saresti milionario adesso. E mentre noi ci facciamo delle domande, chi l'ha capita sta facendo questo. Sta cablando tutto il continente. Può arrivare educazione a distanza, possono arrivare prodotti, può arrivare la politica. Wow! Momento fantastico.
Siamo pronti? Porca. A gestire la vendita dell'acqua a gente con abitudini diverse? O stiamo a giudicare il nostro alto o basso e decidiamo che? Perché all'inizio dovremo saper vendere loro l'acqua, ma non nel nostro modo, nel loro modo. E se non lo facciamo si apriranno loro il negozio che vende l'acqua. Il problema è che loro sono 90 milioni in una città, noi siamo 60 milioni in un paese. E quando dico noi e loro, è aberrante il linguaggio che uso, ma lo faccio apposta per provocarti, perché per me non c'è noi e loro, per me c'è solo questo. Ma quando si incontrano diversità, se non c'è incontro, per differenza c'è scontro. E se tu sei 60 e loro sono 1 miliardo, chi vince? Quindi la domanda è: ci educhiamo all'incontro? La Montalcini diceva: è inutile che insegnate la pace agli adulti se non l'avete insegnata ai bambini. Nei libri di storia, siamo a scuola oggi, no? Il sussidiario scolastico, dalle elementari all'infinito, è scandito con quale sequenza? Cos'è che scandisce la timeline dei libri di storia? Basta. E le guerre puniche, Sparta, e la rivoluzione francese, la rivoluzione russa. E poi restiamo stupefatti che, ma è quello che ci è stato insegnato. Perché non ci insegnano la pace e ogni tanto quello è successo nelle guerre? E ci insegnano le guerre e tutti i momenti intermezzo di pace come se fosse la normalità. Poi arriva la guerra e scopri che così normale non era. Poi arriva la pandemia e scopri che la vita forse così scontata non era. Ti metti a cantare l'inno nazionale, sul balcone scopri il vicino di casa, la bellezza delle piccole cose, i parenti al sud che non sapevi manco di avere, no? Vivi di una bella vita bucolica, botticelliana. Poi finisce la pandemia, ritornano i cattivi comunicatori, vanno sui media e dicono: siamo pronti al ritorno alla normalità. In natura non esiste la norma, non c'è mai nulla di identico a se stesso. La normalità è una bufala. L'unico dono che la pandemia ci ha veramente portato era un risveglio di coscienze e una nuova attenzione a determinate cose. Appena terminata, ci hanno subito riportati nell'ignoranza. Torna a prima. Perché non canti più l'inno nazionale? Perché non saluti più il vicino di casa? I parenti del sud ce li siamo dimenticati. Questo è il mondo che ci è stato insegnato, no? Ma non ci hanno educati bene, perché è questa la proporzione. È la differenza tra la proiezione di Mercatore e la proiezione di Peters. Abbiamo adottato una convenzione che è quella, ma è un dato falso. È questa la proporzione. E se guardi questo, capisci che ti fai delle domande nuove? Sì o no? Lo capisci che noi non siamo forse proprio l'ombelico del mondo? Speriamo. Vado avanti, non è importante. Scusate. Secondo grande trend che ridisegnerà tutto, la tecnologia, banalità. Arriverà, breve elenco, la realtà aumentata, la realtà virtuale, la DAD è stata bellissima, capiremo come utilizzarla, arriverà l'intelligenza artificiale, la blockchain, si stamperà in 3D tutto, da organi umani a viadotti, cose che stanno già facendo sull'una che è l'altra cosa, quindi non vi sto dicendo fesserie, arriverà l'internet delle cose, IoT sta per Internet of Things, che poi evolverà nel IoE, Internet of Everything, che poi evolverà nel IoB, che è Internet of Bodies. Si sta parlando di chip sottocutanei con cui fare tutta una serie di cose e i giochi sono già molto interattivi, nativi, ci sono già generazioni, ok? Non la Y ma la Z e lo sarà la alfa, i bambini che hanno almeno 10 anni, che cresceranno in un mondo interconnesso. Questi sono gli investimenti dei fondi di venture capital in giochi interattivi. Le nuove generazioni cresceranno col programma della interconnettività come condizione standard. Sì? Mi segui? Sì? No. Tu sei andato almeno una volta al giornalaio a comprare il giornale? Sì? No? Sì. Tuo nipote ti ha mai chiesto di portarlo dal giornale a comprare il tuo primo? No. I giornalai sono morti. Non c'è più il programma. Non si tratta più di avere un bel giornalaio che apre prima, che chiude dopo, che ha un'infinità di offerta, che parla 3 lingue. No, no, no. Game over. I prossimi compratori di informazioni
non passano più nella loro mappa mentale dal giornalaio. Che docente sei? I tuoi programmi di studio, che programmi sono? I tuoi luoghi d'apprendimento, che esperienze fanno fare? Punto. La soluzione è questa. I prossimi saranno ragazzi che chiederanno delle cose. Qual è il loro problema? Che non sono nella condizione di farsi loro la scuola che vorrebbero. Ma ti assicuro che tra pochi minuti arriva un 18enne super figo che si inventa lui la scuola del futuro. E sai perché vincerà? Perché quello che noi produciamo come studente non sarà più una risorsa interessante per le aziende che fino a ieri ti chiedevano il curriculum scolastico. Inizieranno a chiedere gente che sa fare le cose che servono alle aziende, che di contro hanno il problema di non avere personale dipendente preparato e skillato per le professioni del futuro. E quindi tutto il sistema scolastico verrà bypassato completamente. Perché? Perché programmi nuovi genereranno competenze nuove, dove per nuovo è attuale, un nuovo basso e alto, e sarà interessante, come sempre è stato, chi sa fare le cose, non chi ha il curriculum. Perché ieri il curriculum era conferma di chi sapesse fare le cose, ora lo è un po' meno, convenite? Questo vale sia per chi educa, sia per chi è educato, sia per chi è docente, participio passato di, non lo so, sia di chi è dociuto, discente. Mamma mia, il tempo proprio... Vabbè, tutto cambierà, e state attenti, ragazzi e figli di non più ragazzi. Tutto ciò che sul web, quando un prodotto sul web è gratis, tu sei il prodotto. Ok? Quando un prodotto sul web è gratis, tu sei il prodotto. Questi sanno tutto. Un grande difetto del sistema scolastico attuale è che non valorizza le informazioni che ha del proprio sistema. I famosi dati su cui si può costruire, lo chiamano il petrolio del domani, infinite progettazioni e progettualità. Ce lo insegnano anche brutti casi di utilizzo dei dati. Ma noi che ci occupiamo di educazione, per definizione, ci occupiamo solo delle cose sane. Tutto passerà da qua. Qua siamo in Cina, questa è foto vera. Qua siamo a New York, spero che conosciate l'inglese per tradurvela. Qua siamo a Londra. Qua siamo sulla Treccani. È una nuova parola. Smombi, smartphone e zombie. Ma noi non abbiamo il programma neurologico per gestire questo funzionamento meccanico più questo. Per cui la pubblica amministrazione dice stai attento. Quindi la soluzione non è dire ai nostri ragazzi ma smetti di stare sempre lì collegato, ma vai all'oratorio, giocare a pallone. È il tuo programma quello, capisci? E la Dazzi, no, è come in questo nuovo mondo che è già arrivato entrare con contenuti sani. Non dobbiamo lottare, combattere contro il nuovo strumento, la nuova dimensione. Dobbiamo lasciarci accogliere la nuova dimensione e contaminarla con della roba buona. Se no sarà uno tsunami e a questo giro sarà complesso perché vai a sbattere o finisci sotto le macchine. Non perdi solo un'occasione, un'opportunità. Perché quello che sta cambiando è la dimensione neurologica. Programma. Avete avuto almeno un nipotino che è entrato in salotto e ha fatto così con la televisione? Ha cercato un'interazione touch o scroll? Quanti? Perfetto, non sto dicendo il falso. Ha un programma, lei non vede una TV. Quella bambina non sta guardando una TV, sta guardando un grande cellulare. E a un grande cellulare tu chiedi delle funzioni. Se la vedi con una TV, chiedi delle funzioni. Tu sei il telecomando. Docente, tu sei questo. E cerchi di essere sempre più bravo, tanti pixel, ma quello chiede questo. E se non glielo dai tu, siccome non si può restare diseducati, lo cercheranno altrove e noi verremo disintermediati. È scritto. Vado veloce, scusate.
Siamo entrati in una dimensione di crescita esponenziale, esattamente coerente con la crescita demografica. È come mi ha insegnato, altro grande incontro della mia vita, la nipote del Mahatma Gandhi, la figlia del quartogenito della grande anima, il Mahatma, Tara Gandhi, che mi diceva, mio nonno, Oscar, mi diceva sempre, Tara, non è la velocità che fa la differenza, ma l'orientamento. Voi date un orientamento. La tecnologia non la dovete inventare voi, è un abilitatore, è un facilitatore. Perché la DAD è stata devastante? Perché noi non sappiamo governare lo strumento. Noi siamo gente che è uscita da un'aula e si è messa davanti alla telecamera, ma l'ultimo dei content creator di 15 anni di YouTube dà la paga al migliore dei professori che è stato in DAD. Ma quel professore, che c'entra lui poveretto? Non ce l'ha il programma, non è che ti puoi trasformare a 60 anni in un creator. È qui che devono entrare in gioco le istituzioni e colmare il vuoto epocale che c'è in questo momento. È chiaro che situazioni, dimensioni come queste mi verrebbe da considerarle luoghi principe per trovare soluzioni, no? O stiamo aspettando che il povero ministero, povero fra virgolette, perché avete idea cosa sia il carrozzone, riesca a trovare un'intuizione, a fare la gara, a scegliere il fornitore, a distribuirla in tutte le scuole. Ma sei tu tutti i giorni in contatto con i ragazzi, sei tu ragazzo tutti i giorni in contatto con i professori, fate rete, fate rete. Vado a voce, se no sta roba mi rallenta. Vado veloce verso la fine, ho un sacco di bellissime immagini ma il tempo scarseggia, quindi sto a voce, state con me ancora qualche istante. Il terzo grande driver che ridisegnerà tutto è la sensibilità all'ambiente, o meglio alla sostenibilità. La sostenibilità non è solo l'ambiente, sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, deve diventare il mantra in qualunque processo educativo. Studiateli a memoria. È la mappa sulla quale verrà costruita qualunque offerta e a cui si ispirerà qualunque forma di domanda. Ok? Accesso all'acqua, alle cure mediche, centralità della famiglia, parità di genere, vita sotto l'acqua, vita sopra la terra. Sono 17 gli obiettivi. È un mantra, è una mappa che ci deve orientare. Il nostro stile di vita non è più sostenibile. L'Italia è andata in riserva il 14 di maggio in termini di risorse energetiche. Il pianeta, se non ci fosse stata la pandemia nel 2020, andava in riserva nell'agosto. Nel 1970 si andava in riserva a gennaio, era perfetto, c'era un anno di tempo per la Terra per rigenerarsi. La nostra impronta sul pianeta è pari al 160% delle capacità che il pianeta ha di rigenerarsi. Ma vi assicuro, il pianeta si scrollerà di dosso a noi prima del fatto che noi avremo consumato tutto. Ma è naturale. O pensi veramente essere così importante da avere il diritto di andare oltre? E se anche si andrà oltre, ci andranno in 4-5. E i 4-5 non saranno in funzione dell'intelligenza, ma dei soldi. Fatta. Sei in un momento storico in cui puoi essere la soluzione. Quarto ed ultimo grande driver che ridisegnerà tutto, dopo la demografia, l'impatto a livello neurologico della pervasività della tecnologia, la sensibilità ai temi non solo ambientali ma sociali. Noi in nome di 4 diktat non sappiamo neanche più che linguaggio usare. Io parlo spesso in pubblico in tutto il mondo, non puoi più parlare di razze, non puoi più parlare di sesso, non puoi più parlare di religione, devi mettere un asterisco alla fine di ogni parola perché se la metti al femminile sei di qua, se la metti al maschile sei... Ma dico, ma santo cielo, ma stiamo calmi. Sarà mica un asterisco che... Avete presente, adesso non si scrive più, ma stiamo calmi. Ma perché non posso dire lei e lui? Esso, essi, loro... Ma veramente una parola pensi che possa esprimere ciò che io sento? Manco le parole risolvessero poi i problemi. Perché se io continuo a pensare che tu sei brutto e sporco, pensi che se io metto l'asterisco non penso più che sei brutto e sporco? E tu veramente pensi che io ti consideri solo perché ho messo un asterisco? Capite l'ignoranza? Capite l'ignoranza? Io non sapevo se chiamarla ministra o ministro, poi ho capito che l'hanno chiamata ministro, mi sono messo in scena e ho detto ministro. Magari lei voleva sentirsi chiamare ministra, però il governo ha detto che è il tuo mestiere? Va tutto bene, va tutto bene. Quarto grande driver che ridisegnerà tutto, se Dio vuole, chiunque sia il tuo Dio, l'etica, i valori e i comportamenti.
torna finalmente centrale l'essere umano. Perché in un tempo che l'ha tirata così tanto da tanti secoli, in cui abbiamo invertito, abbiamo trasformato i mezzi in scopi, i scopi in mezzi. Il denaro è stato, lavoro in finanza, la formula eclatante. Finalmente tutti stiamo iniziando a sentire l'urgenza, non più la bellezza. Quello era secoli fa, nell'antica Grecia, l'urgenza di rimettere l'essere umano al centro, perché ti stai riscoprendo anche tu umano, stai cercando altro. E allora vi lascio con questa suggestione. Possono esserci tante forme di convivenza con gli altri da noi, indipendentemente dai ruoli che abbiamo, chi è educatore, chi è educando, chi è genitore, chi è figlio, chi è politico, chi è cittadino, sono semplicemente 4. Noi ci possiamo sfiorare e avere un contatto. La più basica. Oppure possiamo stare insieme per un po' e avere un rapporto. E come avviene anche negli affetti, può essere un rapporto occasionale. Non c'è nulla di male. L'auspicio è che il rapporto puro occasionale sia desiderato da entrambi, se no è violenza, non è rapporto. Mi seguite? Possiamo però tentare di avere una relazione, che è più di un rapporto. Ma ciò che serve oggi all'umanità, dalla prospettiva che indago io, è dei legami. Non contatti, non rapporti, non relazioni, dei legami. Un legame va oltre lo spazio e il tempo. Oggi avete celebrato 2 persone che hanno costituito una legacy nel loro territorio. Non sono stati dei bravi imprenditori, perché le loro storie non sono state, ricordiamo, chiedo scusa, mi piglio una facoltà, il signor X o Y perché ha prodotto, ha fatturato. Abbiamo raccontato storie di impatto sul territorio, di legame col territorio, di human to human, non di profitto e fatturato. Quella è la conseguenza logica di chi ha compreso cosa significa il proprio ruolo sociale, che in questo caso era di fare impresa. Il tuo ruolo sociale, se mi è consentito con gli imprenditori, di fare l'educatore, è molto di più del fare impresa, perché arrivi appena dopo il ruolo del genitore. Sei tu che formi i futuri imprenditori. Arriva dopo l'imprenditore, lo capisci? Sei più importante di un genitore. Io ho 5 figli, non li vedo mai. I loro idoli sono il compagno di classe, Ibrahimovic. Io la sera con uno sfigato ho 1 ora di tempo per i valori, l'educazione, il giusto, lo sbagliato, non si parla con la bocca piena, non si dicono le E quello è stato 5 ore con te a scuola. Ma come me lo rimandi a casa sto ragazzino? Ma lo capisci? E se mi fai il pippone, mi pagano poco, mi considerano poco, ok. Martin Luther King, può essere che tu non sia responsabile della situazione in cui ti trovi, ma lo sarai se non farai nulla per cambiarla. Ti sei beccato l'epoca storica in cui puoi ridisegnare tutto, perché schiacciando un bottone puoi stravolgere il mondo. Se ti dici tu per primo non è possibile, stavolta è la fine. Vinceranno in pochi e solo quelli ricchi. E io non ce l'ho coi ricchi, anzi, io spero solo che presto la ricchezza coincida con la prosperità. I dati economici mondiali non dicono questo. L'1% della popolazione mondiale possiede una ricchezza pari al restante 99. 8 persone possiedono una ricchezza pari al 50% più povero. Questo non è prosperità, questo è ricchezza, è diverso. La ricchezza non produce necessariamente la prosperità. La prosperità contiene anche la ricchezza. Quindi sei un educatore che genera prosperità o ricchezza? Sei un discente che vuole diventare ricco o prospero? L'essere umano è fatto per farsi domande, non per dare risposte. Spero che l'orientamento di questi giorni vi sostenga non nel trovare risposte, ma nel farvi domande più inclusive. Grazie.